Maurizio, come hai cominciato questa professione? Hai fatto una scuola specifica o è tramite il lavoro in bottega? Allora, no, ho iniziato con mio padre da bambino, quinta elementare, diciamo così, e ho iniziato, siccome questa qui è una bottega vecchia e artigiana, ho iniziato e niente, sia il papà sia il nonno hanno iniziato a insegnarmi a fare questo lavoro. Ho avuto la fortuna di avere mio nonno che mi ha insegnato a lavorare nelle maniere tradizionali, da falegname, diciamo così. Aqui la bottega vecchia, la prima iniziale, con l'attaccato mio nonno, e qui non si pensa, ma era a quattro garzons. Avevi in banca sotto l'autor, e era a quattro garzons e avevi un panno a cioccolare. Comunque qui poi è attaccata, e io penso che era piccolo, era qui, battacolavi. Com'era una volta andare in bottega a fare il garzone per imparare il mestiere? Beh, appena iniziavi a lavorare ti facevano fare i lavori, diciamo così, di manovalanza, tipo mettere a posto gli angoli con tutti i pezzi rimasti di bottega e lì imparavi a essere ordinato. Poi naturalmente la sera ti facevano pulire bottega ogni sera, ti facevano caricare le stufe, eccetera, eccetera. Poi pian pianino quando vedevano che avevi un po' di attitudine ti cominciavano a insegnare a conoscere il legno nel senso il tavolame, come era, se era buono, se era cattivo, ti facevano cominciare a far tagliare fuori i pezzi, tutta una cosa manuale, le seghe a mano, seghe per tutto era manuale, le lime, le raspe, eccetera, eccetera. E quindi lì imparavi veramente a usare le mani. E dopodiché quando avevi 3 anni che lavoravi in bottega, si notava subito che se uno aveva l'attitudine predisposta per questo lavoro, no? E lì l'anziano ti prendeva, ti aumentava, ti faceva fare un lavoro un po' alla volta sempre più difficile, no? Ti cominciava a fare incastri dei cassetti, ti cominciava a fare incollare, a imparare a incollare, a usare le piale. E la prima cosa che ti insegnavano, soprattutto ti insegnavano a affilare gli attrezzi. Tutti gli attrezzi era importantissimo affilare, che si affilava tutto a mano, non c'erano tutti gli attrezzi che abbiamo oggi per si manda a affilare, eccetera, eccetera. Andando sempre più avanti, cominciavi, diciamo così, a prendere anche la tua posizione, perché ogni falegname che da buon artigiano prende le sue caratteristiche, secondo me. Per esempio, per fare una semplice porta, non tutti la fanno allo stesso modo, oppure anche una volta ti insegnavano a fare i tavolieri alla polenta, e ogni bottega aveva la sua particolarità nell'ondulare, nel fare i beccucci, e lì si capiva da dove saltava fuori la bottega, e questo è lo stampo della bottega, è quello che aveva il capomastro, diciamo così, l'artigiano che lavorava, che ti insegnava, no? In base a quello che ci hai detto abbiamo capito che questa è una bottega molto antica e tradizionale. Quanto tempo fa è iniziata questa attività, insomma? E nel paese se c'erano altri falegnami o era la sola bottega? A Comiglians, come tutti i paesi, qui a Comiglians sotto il mio ricordo c'erano 2 falegnami, ma ce n'era uno anche a Povolaro, uno a Povolaro e uno a Maranzanis, che facevano solo delle cose specifiche, tipo uno a Maranzanis facevano solo ruote di carro, i cosiddetti carrer, e invece a Povolaro facevano solo mastelle, botti, tutto quello che riguardava cateni, tutto quello che riguarda i contenitori d'acqua. Comunque la mia bottega qua nasce del fondatore, si chiama Giacomo, nel lontano 1852, e poi mio nonno ha venduto la casa a Liaris e ha comprato questa casa, e sotto qua si è insediato come laboratorio. Mio nonno Innocente, che era del 1896. Siccome sei specializzato nella tecnica dell'intaglio, pensi che una macchina può sostituire il braccio umano in queste lavorazioni? Assolutamente no, ciò che prenderà valore nel tempo secondo me è sempre quella cosa fatta manualmente e che ci metti qualcosa dentro del tuo, questo ha un valore man mano che passano gli anni. La macchina lo può fare, ma te lo fa tutto uguale,
Qua in questi lavori devi metterci la tua mano, perché io dovrò, per esempio, per farvi un esempio, dovrò rifare questo tipo di cassetto e lo rifarò, sì, lo farò uguale, ma mai uguale a quello che ha fatto il lavoro, perché io ho una mano e quello lì ne aveva un'altra. E questo non si copia in via assoluta. Quando tu vedi un pezzo come questo qua, ti viene mai in testa quello che l'aveva fatto prima? E naturalmente, innanzitutto, la manualità che aveva anche questo artigiano, intagliatore. Un'altra cosa che invidio delle persone che facevano questi lavori una volta, la pace interiore nel fare le cose, perché se tu hai la testa impegnata nelle burocrazie attuali e non lavori più con la tranquillità e faccio oggi, mi fermo, mi rilasso, poi continuo domani, questa era la cosa che era fondamentale per fare un bel lavoro. Oltre che essere, sono intagliatori, ma c'erano scultori, c'erano mastri carrai, cioè c'era un'infinità di manualità qua in Carnia, no? Che è andata purtroppo sparita, non lo so neanche dirvi per quale motivo, ma sicuramente le botteghe un po' sono state chiuse, perché anche adesso assumere, prendere i giovani e via è diventata una cosa burocratica. Secondo te, ad oggi è possibile che un giovane riesca ad aprire un'attività e creare qualcosa? Ma secondo me, insomma, è una falsa speranza, ma secondo me sì, un giovane, perché io sono sempre più convinto che per partire in qualsiasi cosa bisogna fare un progetto e essere convinti di questo progetto e prima o poi ci arrivi, perché pian pianino, forse dedicandoti a una cosa particolare, la gente sempre più viene attratta dalla manualità delle cose. Però un giovane deve dedicarsi, perché fare l'artigiano non è solo venire, avere passione del tuo lavoro, ma purtroppo al giorno d'oggi devi guardarti di tutto, devi vedere le parti burocratiche di quello e di quell'altro. Ma io sono convinto che i giovani, specialmente la scuola, dovrebbe verificare quando uno ha attitudine, dovrebbe poi aiutarli a inserirsi in senza mezzi termini. Questo è fatto per fare il falegname, secondo me va inserito in una bottega e le istituzioni o il comune, eccetera, dovrebbe aiutare la bottega che lo prende a lavorare a portarlo avanti. Io sono sicuro che ce la farebbe, poi si stacca da me, si stacca come dovrebbe essere per natura e va avanti da solo. Sono convinto che va avanti.